Oggi vi voglio presentare un vitigno tipico dell'area Piave, il Merlot, dell'azienda Terre di San Rocco. Limpido, dal colore rosso rubino con lievissimi tenori granati. Del resto ha una sua piacevole consistenza, media consistenza per quanto riguarda il territorio. Un naso ricco, un naso giovane, un naso speziato, un naso che deriva dal fatto che abbia maturato in piccole botti di rovere, la barrique. Ecco che allora nella speziatura il pepe, i chiodi di garofano vanno a sopravanzare un po' il carattere principale, che sono quelli della frutta, il mirtillo, il cassis. Nello stesso tempo è bello pensare al mantenimento di questa voglia erbacea. Gusto secco, gusto caldo, sapido nel suo carattere. Di medio carattere per quanto riguarda la sua sensazione pseudocalorica. Un retrogusto che è ancora giovane, voglio dire porta di più lo speziato. Io lo abbinerei con l'idea delle carni arrosto, però giocherei appunto nell'anatra, nell'oca, nel piccione e lo servirei a temperature di 16-18 gradi. Cari amici, il vino di oggi è uno Chardonnay del Piave DOC, denominazione di origine controllata. Chardonnay, un vitigno internazionale che troviamo perciò in tutto il mondo, ma che nella provincia di Treviso assume un'importanza enologica veramente importante. L'azienda Cantine Produttori Campo di Pietra, siamo in provincia di Treviso. Il colore, certamente un colore tipico di questo vitigno, un bel giallo paglierino luminoso. Proviamolo al naso. Aromi delicati, certamente di frutta matura come la pera matura, la mela matura, ma alcuni profumi esotici. Ecco che quindi si propone l'ananas matura e un po' di mineralità nel finale. Proviamolo in bocca. Bella questa spalla di freschezza, con queste note legate al mondo della frutta con mineralità finale. Sapidità, freschezza, ma anche morbidezza. Certo, un vino ambizioso, importante, bello. Servire fresco in abbinamento con dei gnocchi, burro e saglia. Buon appetito!